Buongiorno, ben ritrovati Focus TG, buon sabato a tutti voi. È il sabato che segue la giornata di Ferragosto, non sono mancati gli interventi nella giornata di Ferragosto e nelle ultime ore. Anche a livello di sicurezza stradale c'è un grave incidente nella serata di ieri con 3 feriti ad Arzignano. È di 3 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio dell'incidente è avvenuto poco prima delle 22 della sera di Ferragosto ad Arzignano. Ad essere coinvolti nell'incidente, la cui ricostruzione al vaglio delle forze dell'ordine, un'auto e 2 moto. La squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento è accorsa a prestare i primi soccorsi e a mettere in sicurezza l'area del sinistro, affidando le persone coinvolte alle cure dei sanitari che sono giunti sul posto con 3 ambulanze. La dinamica dell'incidente al vaglio della polizia locale di Arzignano, che si è occupata dei rilievi. Giornate di Ferragosto, weekend di Ferragosto funestate dalla notizia a Padova della morte di Alexandra Gheorghe, la 36enne che abitava nel Padovano, morta con un alpinista pisano mentre tentava la scalata della vetta del Castore sul Monte Rosa. Il ricordo del presidente del CAI di Padova, di cui era socia. Mi ha sconvolto tutti noi. Guardi, veramente una cosa che ha preso il cuore. Non ha parole Gianfranco Munari, presidente del CAI di Padova. Alexandra Gheorghe la ricorda bene. Socia dal 2020, la 36enne lo scorso inverno aveva frequentato un corso di sci alpinismo di livello A2 per esperti e lui le aveva consegnato il diploma. Una promessa gli avevano spiegato i soci del club alpinistico più numeroso del Triveneto. Alexandra aveva una grande passione per lo sport e per la montagna, una passione che l'ha tradita in Valle d'Aosta, nel massiccio del Monte Rosa. Era salita il 13 agosto con un compagno, il pisano Marco Stagi, con cui stava scalando la cresta del Castore, 4.225 metri. Stava scendendo quando i 2 alpinisti esperti sono stati traditi dal maltempo e hanno perso la via. L'allarme è stato lanciato dal fidanzato di Alexandra, che non l'aveva vista rientrare. I corpi dei 2 sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano grazie al dispositivo satellitare della 36enne. Ingegnere informatico, da qualche tempo viveva a Ponte di Brenta. Una grande passione per i viaggi e per lo sport per Alexandra, donna innamorata della vita, che ben sapeva che la montagna è bella e pericolosa. E il rischio zero non esiste in montagna, non esiste nemmeno nell'escursionismo. Aveva fatto brutto tempo, era cambiato il tempo lassù, eccetera, e forse ha sottovalutato questo rischio. Magari lei si sentiva forte in roccia, eccetera, però la cresta del Castore, io la ricordo, è una crestina un po' delicata, eccetera. In Valle d'Aosta proseguono le indagini sulla dinamica del tragico incidente. Non è ancora stata fissata la data dei funerali. E a proposito di interventi in montagna e di escursionisti, un Ferragosto di super lavoro sull'altopiano di Asiago. Raffica di incidenti e malori, Ferragosto di superlavoro per il soccorso alpino dell'altopiano dei 7 comuni. Verso l'ora di pranzo i soccorritori sono intervenuti in Marcesina, nel territorio comunale di Enego, per un cercatore di funghi che aveva perso l'orientamento in Valle Tre Pali. L'uomo è riuscito a ritrovare la via grazie alle informazioni di 2 boscaioli, ma nel frattempo il personale è stato attivato per un malore a Cima Larici. Un 60enne di Rosolina in passeggiata con il cane era andato in arresto cardiaco, ma fortunatamente c'erano degli escursionisti esperti in rianimazione cardiopolmonare che l'hanno tenuto in vita fino all'arrivo dei sanitari. L'uomo è stato affidato all'elicottero di Verona Emergenza e poi portato al San Bortolo in gravi condizioni. Il suo cane, tenuto in custodia del soccorso alpino, è stato riportato a valle e affidato ai parenti. Il terzo allarme è scattato per un ciclista caduto dalla sua mountain bike in zona Bocchetta Pau sul Monte Corno, Caltrano. Una squadra è intervenuta in supporto all'ambulanza di Sant'Orso in aiuto di un 58enne di Vicenza che aveva riportato traumi alla spalla e al torace dopo essere andato dritto in un tornante. Infine un altro ciclista si è infortunato cadendo dalla mountain bike ad Asiago. È un 56enne di Pove del Grappa che ha riportato una ferita alla testa ed è stato trasportato a San Bassiano. Ma non è finita. A Campocroce, zona turistica sul Monte Grappa, una donna in stato di alterazione si è arrampicata sul palo del tendone vicino alla malga, minacciando di gettarsi nel vuoto. Sul posto pompieri, carabinieri e SUEM.
Mattinata di passione a Campocroce sul Monte Grappa, dove una donna in evidente stato di alterazione si è arrampicata sul pallone di sostegno del tendone che sorge nei prati, vicino alla Malga. Salita molto in alto, la donna non è riuscita a scendere e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto e i presenti hanno chiamato i soccorsi. Sul posto, già affollato da escursionisti e visitatori del massiccio, sono arrivati i carabinieri e il SUEM, mentre i pompieri si sono posizionati con un telo ai piedi del palo nel caso in cui l'esagitata avesse perso la presa. Alla fine, dopo lunghe trattative e molto clamore, la donna è scesa a terra e ha abbracciato i suoi soccorritori. E poi a Mira, dove un 37enne è stato arrestato, ha letteralmente sequestrato la ex e i figli in auto. Ci racconta tutto Anna Maria Parisi, che vedo insieme al sindaco di Mira. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno Nicola, sì, oggi vi parliamo di un nuovo caso di violenza domestica. Come dicevi tu, siamo col sindaco di Mira, Marco Dori, che saluto e ringrazio. Buongiorno a tutti. Con questo 37enne, come hai accennato tu, che è accusato di maltrattamenti nei confronti della ex compagna, che prima l'ha sequestrata in casa con i figli e poi, nonostante il divieto di avvicinamento risalente ad aprile scorso, si è presentato sotto casa della madre della ex compagna, quindi della ex suocera, dove ha letteralmente preso a calci la macchina della ex compagna, distruggendogliela. Da qui i carabinieri intervenuti hanno deciso, l'hanno denunciato nuovamente con la magistratura, che ha disposto un provvedimento più urgente e grave, cioè l'arresto in carcere. Il fatto è accaduto a Mira proprio poche ore fa. Oggi infatti è uscito anche il comunicato stampa dei carabinieri della stazione di Mira, con il supporto del nucleo operativo dei carabinieri di Mestre. Sindaco, che cosa si può fare per porre freno a tanta violenza nei confronti di queste persone che, nonostante le disposizioni di legge, se ne fanno un baffo, diciamocelo proprio? Permettetemi intanto di ringraziare le forze dell'ordine, che ancora una volta hanno dimostrato di essere sul pezzo, pronte a intervenire, e quindi un ringraziamento a chi è intervenuto. Il fatto di per sé spregevole, vergognoso, purtroppo non è un fatto nuovo. Magari è per noi sempre aberrante pensarlo, però accadono. È per questo che poi la legge in questi anni si è evoluta, adesso c'è il codice rosso. Noi a Mira abbiamo anche aperto anni fa uno sportello antiviolenza, ormai sono passati 8 anni, e che poi è diventato anche un punto di riferimento per tutta la Riviera del Brenta, e vi posso garantire che sono state tante le segnalazioni che hanno permesso anche di prevenire casi come questo. Quindi io dico sempre anche a chi ci ascolta, esiste un numero di telefono sempre operativo, che è il 1522. Se avete paura per voi stesse o per i vostri cari, chiamatelo, perché un operatore vi risponderà e vi potrà dare una prima assistenza. Ecco, quindi abbiamo sentito come questo episodio comunque abbia scosso profondamente la comunità di Mira, sindaco. Sì, io purtroppo già in passato ho vissuto situazioni drammatiche e tragiche con dei veri e propri femminicidi. Mi ero da poco insediato e ce ne sono stati un paio. In questo caso, per fortuna, le forze dell'ordine sono intervenute per tempo, però non è solo una questione di fortuna. Bisogna essere preparati, essere pronti anche a riconoscere quando questo rapporto diventa morboso e si va oltre, e poi chiamare subito le forze dell'ordine o gli assistenti sociali, insomma chiedere aiuto, perché l'aiuto preventivo può veramente evitare di arrivare al peggio di una situazione già complicata. Queste le misure dunque adottate anche dal comune di Mira per cercare di arginare e prevenire a monte quelli che potrebbero essere episodi più gravi rispetto alla violenza domestica, che comunque è di per sé un fatto molto grave, per proteggere le donne del territorio. Quindi è tutto con il contributo tecnico di Tommaso Migot. Ringrazio nuovamente il sindaco di Mira, Marco Dori, e vi restituisco la linea.
Grazie Anna Maria Parisi. Noi da un uomo che sequestra la moglie in auto con i figli piccoli a Mira passiamo invece a una violenta rissa in una sala slot nella notte a Zerobranco e ha portato all'accoltellamento di un 28enne, Elena Dal Forno e Michele Zanetti a Zerobranco. Buongiorno Elena. Sì, buongiorno Nicola Zanetti, buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Rete Veneta. Mi trovo proprio qui davanti alla sala slot in via Mattei a Zerobranco, dove questa notte alle 4:30 sono stati chiamati SUEM 118 e carabinieri per sedare una violenta lite tra un giovane italiano di 28 anni e 2 stranieri. Tutti e 3 sembra che siano già dei pregiudicati, c'è stata una violenta lite, pare per futili motivi, come ci ha raccontato il sindaco Durighetto. Pare che sia scattata appunto una discordia su qualche sciocchezza, qualche cosa di molto futile, e siano cominciati a uscire i coltelli. Coltello che ha ferito il giovane 28enne ad una spalla, ad una coscia e ad un braccio. Per fortuna queste ferite non sono gravi e quindi il ragazzo, trasportato direttamente al Cafoncello di Treviso, all'ospedale di Treviso questa notte, è stato già dimesso questa mattina, ferite quindi non gravi, non causanti pericolo di vita, e il ragazzo già dimesso dall'ospedale. Chiaramente ora stanno indagando i carabinieri per capire che cosa sia successo. Abbiamo visto qui telecamere di videosorveglianza fuori del locale, naturalmente ce ne sono 3, dentro ce ne sono altre, ovviamente noi non possiamo entrare per filmare, ma sappiamo che sicuramente saranno visionati tutti i filmati della notte per capire che cosa è successo. Come vi dicevo, pare che i 3 siano già venuti precedentemente alle mani in qualche circostanza, episodi che però non si erano mai rivelati, utilizzanti l'arma bianca, come in questo caso un coltello da taglio. Ecco, il sindaco Durighetto ci ha espresso anche un forte disagio proprio per questi giovani che escono di casa col coltello, che è una situazione che si sta creando sempre più difficile anche da arginare, come abbiamo visto nell'accoltellamento del giovanissimo di Salgareda da parte di una minorenne, e quindi sta pensando di chiedere qualche misura straordinaria perché non si capisce come questi giovani possano uscire di casa proprio con il coltello in tasca pronti a ferire. Vi ricordo appunto che qui a Salgareda questa notte alle 4:30 è stato accoltellato un giovane, per fortuna non è in pericolo di vita, è già stato dimesso dall'ospedale con ferite alla spalla, alla coscia e ad un braccio, e si ricercano questi 2 stranieri che lo avrebbero accoltellato. E da Zerobranco ti restituisco la linea, Nicola. Grazie Elena Dal Forno, lo citavi tu il caso di Salgareda, ci arriveremo fra pochissimo. Prima però, sempre a proposito di coltelli che spuntano nel Vicentino, una situazione davvero di pericolo con un uomo che ha minacciato il cliente di un bar, coltello alla mano. Sono intervenuti in un locale in città gli uomini dell'equipaggio della squadra volanti della questura dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo armato di coltello che, secondo quanto riferito, avrebbe minacciato un cliente. Giunti sul posto hanno individuato il sospettato e perquisito. Addosso gli hanno trovato un coltello a serramanico con manico in legno e lama in acciaio ricurva della lunghezza di 19 cm, altri 2 coltellini a serramanico di 13 e 15 cm. Il cliente ha raccontato di essere stato minacciato senza alcun apparente motivo e alcuni clienti hanno confermato ai poliziotti di averli visti discutere per futili motivi, verosimilmente legati al gioco delle slot machine. L'uomo, cittadino italiano, è stato quindi denunciato in stato di libertà per il reato di minaccia aggravata e di porto d'armi o d'oggetti atti ad offendere. E poi allora l'aggressione di Salgareda con le indagini che proseguono. Intanto è stata denunciata la giovanissima che ha accoltellato l'ex fidanzatino 17enne. Vorrei che veramente carabinieri e magistratura vadano a fondo della situazione. Se questa ragazzina è stata aiutata da qualcuno, che si venga a sapere chi è stato, cosa è successo. Spero che il ragazzo stia meglio ovviamente e che parli, soprattutto dica quello che è successo, che venga fuori la verità. Ecco, questo è importante. Chiede si faccia chiarezza il prima possibile Andrea Favaretto, sindaco di una comunità preoccupata e sconvolta per l'aggressione che si è consumata nel piccolo parco pubblico di Via Soldati, dove
dove una ragazza minorenne residente in zona ha coltellato l'ex fidanzatino 17enne di Ceggia nel Veneziano, entrambi di origini nordafricane. Il ragazzo è ufficialmente fuori pericolo dopo attimi di spavento e il trasporto d'urgenza con elicottero al Cafoncello se la caverà in 2 settimane o poco più, mentre lei ora è accusata di lesioni personali, seppure in stato di libertà, con i carabinieri che stanno procedendo accanto alla procura dei minori. Quanto al movente, la ragazzina avrebbe reagito alla diffusione di alcune sue foto intime da parte del 17enne, scatti proibiti che non dovevano essere divulgati. Anche per questo non si possono escludere ulteriori conseguenze legali. Siamo molto preoccupati per questi ragazzi che risolvono le loro questioni in modo così cruento e violento, e addirittura con il pericolo anche di poter uccidere qualcuno. Ecco. Resta da capire se i due si fossero dati appuntamento o se ci sia stata una sorta di spedizione punitiva con la ragazza supportata da qualche amico o conoscente dei complici. Insomma, quello che è certo è che i 2 ragazzini non fossero soli. Le nostre telecamere, poco dopo l'aggressione, hanno catturato un confronto accesissimo tra giovanissimi davanti il municipio, a pochi passi proprio da via Soldati. Si parla di carabinieri e di una sedia scagliata. Non avevamo ragione noi perché lei ha fatto sulla sedia. Insomma, c'è un mosaico da ricostruire. Anche per questo si stanno ascoltando possibili testimoni. Un ulteriore aiuto potrebbe arrivare dalla videosorveglianza pubblica e privata presente nel cuore di Salgareda. Intanto dal sindaco parte un appello più in generale. Abbiamo bisogno di grande collaborazione da parte delle famiglie, i genitori che siano molto presenti, che aiutino questi ragazzi. Questo dunque a Salgareda. Adesso apriamo una pagina dedicata purtroppo alle tragedie che hanno colpito anche il Veneto e parliamo di giovanissime vite spezzate, incidenti in acqua. E allora ripartiamo dalla comunità bengalese di Mestre, che è sconvolta per la morte di Samed Mia, l'11enne annegato nel lago di Molveno in Trentino Alto Adige mercoledì, la famiglia di Samad aveva lasciato Mestre con l'intento di trascorrere una giornata di svago in Trentino sulle sponde del lago di Molveno. Nel pomeriggio era uscito con i genitori e altre persone per fare una gita in barca e quando l'imbarcazione è rientrata agli ormeggi i familiari si sono accorti che il ragazzino non era più con loro. L'ipotesi è che il ragazzino possa essere caduto dalla barca senza purtroppo fare rumore, quindi poi è morto. Il corpo è stato recuperato dopo circa un'ora dai sommozzatori dei vigili del fuoco. E poi c'è la tragedia del piccolo Carlo Panizzo, morto a 6 anni a Cavallino Treporti. La procura ha deciso di disporre l'autopsia sul corpicino del bimbo di 6 anni negato a Cavallino Treporti, un esame che verrà conferito la prossima settimana e solo successivamente sarà dato il nulla osta ai funerali, per i quali il Comune di Roncade ha decretato, come sappiamo, il lutto cittadino. La magistratura farà il suo corso, probabilmente il fascicolo rimarrà aperto a carico di ignoti per permettere che siano conclusi tutti gli accertamenti e le indagini del caso. Sul tavolo del pubblico ministero sono arrivati già i verbali e le testimonianze raccolte subito dopo la tragedia dagli uomini delle forze dell'ordine e dalla Capitaneria di Porto. Sono stati ascoltati come persone informate dei fatti quanti erano lì in quel momento quando la mamma di Carlo ha iniziato ad urlare. In queste ore la ricostruzione anche con le dichiarazioni della donna di quei tragici momenti. Intanto a Roncade il comune è stato sommerso di messaggi e telefonate di cittadini che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alla famiglia. Il sindaco nelle scorse ore è andato a casa di mamma Dana per portare il sostegno dell'amministrazione comunale. La mamma è forte, la mamma sta reagendo. Ovviamente queste sono ore e momenti difficili, la mamma chiede di poter stare tranquilla. La famiglia attende il nulla osta della magistratura per poter fissare il giorno per l'ultimo saluto al piccolo Carlo. A Roncade sarà proclamato il lutto cittadino. Lutto cittadino nel giorno del funerale era il minimo che potessimo fare per far sentire quella che è la vicinanza della nostra comunità ai genitori, alla famiglia, e mi sono sentito che con il sindaco di Cavallino Treporti quel giorno lì ci sarà anche una rappresentanza dell'amministrazione del comune di Cavallino.
Due comunità unite in un unico abbraccio verso la famiglia colpita così duramente. Continua il pellegrinaggio lungo questa barriera di scogli. Qualche bambino ha lasciato un peluche, altri un giocattolino. Sono passati dei giorni, ma l'aria che si respira rimane quella di una tristezza infinita. Carlo era arrivato lì per trascorrere una giornata in allegria, il mare, i giochi, le onde. Quelle onde che se lo sono portato via davanti agli occhi disperati della mamma. Dalla tragedia di Carlo, la tragedia di Cavallino Treporti, a una zona del Padovano che purtroppo ha portato spesso, l'abbiamo raccontato, a tante tragedie. Ci colleghiamo a Campo San Martino con la nostra Chiara Gaiani e con credo Federico Cibotto, ma correggimi se sbaglio, ed è Francesco Ratai. Allora, parliamo della famosa spiaggetta, famigerata spiaggetta della morte. Che novità ci sono, Chiara? Sì, buongiorno Nicola e ai telespettatori di Rete Veneta. In questa spiaggetta, come potete vedere dalle immagini del collega Francesco Ratai, non c'è quasi nessuno. Non sarebbe stato così l'anno scorso, ad esempio, quando in queste giornate di grande caldo molte persone vengono lungo il Brenta a cercare proprio anche la brezza che si respira qui. Adesso c'è solo una persona stesa in quella che è la spiaggetta della morte, dove solo l'anno scorso erano morti, ricordiamolo, Ramesh Ganegedar, un 23enne dello Sri Lanka, e chi si era gettato in acqua nel tentativo di salvarlo, ovvero un giovane di 30 anni romeno, Stefan Cristoiu. Nella spiaggetta a inizio stagione erano tornate veramente tante persone ad affollarsi e il sindaco, con l'aiuto della regione, era riuscito dopo 2 tavoli tecnici a mettere a punto un'ordinanza che prevede per chi entra in acqua in questo tratto di fiume Brenta una multa di 500 euro. Ecco, nelle scorse settimane se ne sono registrate 4, 3 per cittadini stranieri, una per un cittadino italiano che non vive nel comune di Campo San Martino, ma la presenza di persone, e tra l'altro appunto il sindaco ci ha anche confermato che ci sono molte meno persone che stanno venendo qui in questi giorni, ha messo almeno al sicuro questo tratto di fiume Brenta che negli ultimi 10 anni ha visto la morte, pensate, di una ventina di persone, 2 solo nello scorso anno. Il fiume Brenta continua comunque a essere scelto da persone che nel giorno di Ferragosto fanno grigliate, feste private. Ecco, non ce ne sono state nel comune di Campo San Martino, ma molti si sono dati appuntamento a monte rispetto a questo tratto di fiume Brenta. Parliamo del comune di Fontaniva. Tra l'altro nel Brenta si creano anche degli isolotti. Vedete, questo tratto è particolarmente pericoloso proprio per le cascatelle che vi abbiamo fatto vedere nelle immagini precedenti. Ecco, a Fontaniva ieri invece c'erano parecchie persone in acqua e una è stata salvata dai vigili del fuoco. Allora noi vi proponiamo il servizio che abbiamo preparato questa mattina, poi da Campo San Martino restituisco la linea allo studio. La ricerca di fresco, l'ebbrezza di un bagno nel fiume è andata decisamente bene a un giovane che con amici aveva deciso di trascorrere la giornata di Ferragosto lungo il fiume Brenta nel territorio di Fontaniva. L'allarme è scattato dopo le 15 quando, complici le temperature e l'afa di questi giorni, il giovane è entrato nelle acque del Brenta facendosi male ad una gamba. Immediati si sono mobilitati i soccorsi. Sulle sponde del Brenta sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Cittadella che, una volta giunti a Fontaniva, hanno fatto partire la squadra fluviale del comando di Padova, che è scesa in acqua con il gommone per garantire il recupero in sicurezza. Una volta portato a riva, il giovane è stato affidato al personale del SUEM 118 che, dopo una prima valutazione sul posto, ha provveduto al trasporto del ferito all'ospedale di Cittadella. Ancora la cronaca rientrerà entro l'inizio della prossima settimana a Musile di Piave. Siamo di nuovo nel veneziano. La salma del piccolo Arian, morto a 10 mesi durante una vacanza in Turchia. Una gara di solidarietà partita dopo la tragedia ha permesso il ritorno intanto della famiglia. È stato il cuore di un'intera comunità a muovere le pratiche e coprire le spese per riportare a casa a Musile di Piave il piccolo Arian Roman, il bimbo di appena 10 mesi morto il 13 agosto in Turchia.
durante una vacanza con la mamma Roxana, il papà Bogdan e il fratellino maggiore di 6 anni, mentre si trovava nella località balneare di Lara, in Antalya. Pare che ci fossero dei rallentamenti proprio dovuti al consolato turco nella predisposizione del passaporto mortuario. Stamattina ho sentito anche con l'anagrafe mia e anche con quella di San Donà, perché la famiglia era proveniente da San Donà, quindi hanno probabilmente sentito anche quell'altra anagrafe, e la situazione è in via di risoluzione, quindi il bambino non potrà rientrare questa sera con i genitori e con l'altro fratellino, ma mi dicono che alla volta di lunedì, martedì dovrebbero riuscire a rimpatriarlo. Sindaco, lei ha sentito proprio poche ore fa la mamma che si trova ancora in Turchia. Sì, l'ho sentita ieri sera quando ho preso la notizia, appunto mi hanno avvisato che era successa questa tragedia e la famiglia aveva delle difficoltà per la predisposizione delle pratiche necessarie al rimpatrio della salma, e quindi ho chiamato la mamma del bambino innanzitutto per portargli il cordoglio e le condoglianze della comunità musilense a cui loro appartenevano, e anche per cercare di essere d'aiuto in questa circostanza. Arian, grandi occhi azzurri e un sorriso che si apriva sul mondo. Il suo cuoricino ha smesso di battere dopo un malore improvviso. Prima le chiazze violacee sul volto, il colorito cambiato in seguito ad un collasso dovuto a cosa? Ancora non si sa. Delle chiazze, adesso non so l'origine e la causa di queste macchie, di queste chiazze, ma chi lo sa, magari potrà essere un'allergia, insomma sentiremo, so che hanno fatto l'autopsia e quindi capiremo quali sono state le cause. I soccorsi allertati immediatamente, ma parrebbe giunti in ritardo, così dalle dichiarazioni della mamma Roxana al telefono dopo la tragedia con il sindaco Silvia Susanna. Diciamo che quello che più ha colpito è che c'è stato, da quello che ha detto la madre, un ritardo del soccorso a questo bambino. I primi a soccorrere sono stati infatti altri turisti che erano lì nella struttura alberghiera dove si trovavano. La morte del piccolo dichiarata in ospedale dopo il trasferimento in ambulanza. Ora Musile, con la comunità di San Donà, dove la famiglia risiedeva fino a pochi mesi fa, attende in silenzio il ritorno di Arian per l'ultimo saluto che le comunità daranno a quel piccolo grande sorriso spezzato troppo presto. C'è una notizia di cronaca dell'ultima ora che viene dal Vicentino, Isola Vicentina nello specifico. È una ennesima purtroppo tragedia sul lavoro. Un uomo è morto questa mattina dopo essere rimasto schiacciato da una piattaforma mobile che si è ribaltata mentre stava compiendo alcuni lavori di giardinaggio a Isola Vicentina. Secondo le prime informazioni la vittima si trovava nel giardino di sua proprietà. Il decesso è stato istantaneo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Questo è un'ultima ora e poi cercheremo di darvi ulteriori aggiornamenti. Quindi un uomo che è morto a Isola Vicentina schiacciato dalla piattaforma mobile mentre stava compiendo lavori di giardinaggio a quanto pare nel suo giardino. Restiamo nel Vicentino a Vicenza, vandali al parco di Via Giuriato che rompono la casetta dei libri e bruciano le pagine, una segnalazione che è arrivata dai cittadini che chiedono più videosorveglianza. Vandalismi notturni al parco di Via Giuriato. A fare l'amara scoperta stamattina le mamme residenti che hanno trovato la casetta dei libri in frantumi e pagine di interi volumi strappate, sparpagliate a terra e bruciate. Nelle panchine lattine e bicchieri abbandonati. A raccogliere la segnalazione la dirigente di Fratelli d'Italia Giulia Gennaro, che ha subito allertato gli enti competenti. Questa mattina abbiamo trovato la casetta dove all'interno ci sono i libri di vari cittadini che portano oppure prelevano, un servizio che è stato offerto dal comune e da alcune associazioni. Praticamente la casetta era completamente disintegrata, i libri che c'erano al suo interno erano sparsi per tutto il parco, sono stati appiccati anche dei roghi con questi libri e quindi questa mattina praticamente mi è stato segnalato da una mamma che c'era questa situazione devastante all'interno del parco giochi. Io sono accorsa subito a vedere con i miei occhi, ho avvertito IM Ambiente che prontamente è uscita e assieme anche la polizia locale che sono venuti a fare i rilievi di ciò che era successo. Ma non solo, segnalazioni relative al parco arrivano anche in merito alla giostrina per disabili, ormai da tempo rotta, inutilizzabile e mai ripresa
ripristinata, da qui l'appello per sostituirla. In questo parco di Via Giuriato, faccio un piccolo esempio, c'è una giostra per disabili che è dismessa ormai da 2 anni più o meno. È stata segnalata più volte, nessuno è mai intervenuto e la giostra è veramente in situazioni anche di pericolo per i bambini più piccoli, ma in situazioni degradanti per quanto riguarda anche l'uso che potrebbero farne le persone disabili e i bambini disabili che frequentano questo parco. Si chiede anche la possibilità di installare telecamere di videosorveglianza. Ancora all'inizio del mandato di questa amministrazione, nel 2023, avevo chiesto gentilmente di mettere almeno un paio di telecamere perché l'accesso a questo parco di notte ovviamente è chiuso, però la ringhiera, essendo molto bassa ed essendoci anche alcune panchine posizionate proprio al lato della ringhiera stessa, è molto facile entrarvi anche di notte. La piaga dei furti in estate è sempre aperta, non conosce confini di province. Dopo Villafranca Padovana, siamo nel Padovano, anche a Vigonza i cittadini scendono in strada per le passeggiate per la sicurezza. Ci sono alcune frazioni dove l'accesso è più facile dai campi, quindi dalle zone non illuminate e non sorvegliate, e che sono in questi giorni hanno visto dei tentativi principalmente e anche qualche effrazione, e quindi sono proprio le zone da cui siamo partiti. Hanno camminato per 2 ore i cittadini di Vigonza, accompagnati dal sindaco, che hanno voluto dare un segnale di controllo del territorio ai malintenzionati che approfittano delle vacanze o della vulnerabilità dei residenti. Non si chiamano più ronde ma passeggiate per la sicurezza, quelle partite 2 sere fa, con il grazie del primo cittadino a carabinieri e guardie di finanza che sono stati incrociati durante il cammino. Sindaco in testa, la perlustrazione si è concentrata nelle frazioni prese di mira: Codiverno, Peraga, Perarolo. È una iniziativa che è partita dal basso e che appunto non sono ronde perché non c'è un pattugliamento, c'è l'idea di voler occupare gli spazi che ci sono, quindi occupare il territorio, far vedere che c'è un'attività, che ci sono dei cittadini in questo periodo che è particolarmente delicato perché ci sono tante case chiuse perché le persone sono in ferie, i quartieri sono un po' spopolati, quindi abbiamo visto anche l'altra sera veramente non c'è nessuno per strada. In provincia in alcuni comuni è già operativo il controllo del territorio e come Villafranca Padovana altri paesi, ad esempio Santa Giustina in Colle, ci stanno pensando. A Vigonza è stata solo la prima passeggiata. Nelle prossime settimane i ragazzi, i cittadini che sono usciti ci hanno detto che vorrebbero fare anche qualche altra passeggiata, sempre con la serenità, la tranquillità con cui è stata fatta la scorsa serata. E io ovviamente li accompagnerò perché è giusto anche che il sindaco sia presente e quindi cercheremo di dare una continuità e di essere presenti sul territorio. Dai vandali di Vicenza ai ladri di Padova, alle baby gang della Marca trevigiana, bulli violentissimi e giovanissimi che arrivano ad accerchiare un coetaneo e minacciarlo di morte, coltello alla gola. Accade a Castelcucco, dove si trova per noi Lina Paronetto insieme a Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Lina. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo col sindaco Paolo Mares per commentare questo ennesimo episodio che riguarda purtroppo anche un centro piccolo con una qualità della vita piuttosto alta qui in Pedemontana, Castelcucco, un centro appunto non grande, poco popoloso, ma purtroppo in cui capitano questi episodi. Allora, siamo davanti al municipio, quello di cui vi stiamo parlando è accaduto a poche decine di metri qui dal municipio. Sindaco, ragazzi che vengono da un paese limitrofo, uno di loro però ha mantenuto frequentazioni qui a Castelcucco perché ci ha abitato. Parliamo di giovani tra i 14 e i 16 anni di seconda generazione che si sono addirittura introdotti in una proprietà privata, ha raccontato la mamma, scavalcando la recinzione di casa per andare a tirar fuori di casa sto ragazzino di 14 anni, portarlo al parchetto e minacciarlo.
Sì, in effetti diciamo che non sono ragazzi che abitano a Castelcucco, ma questa è una magra consolazione, diciamo, anche perché di fatto i nostri paesi qui della Pedemontana sostanzialmente non hanno soluzione di continuità, nel senso che ci si accorge soltanto che è finito un comune semplicemente perché c'è un cartello geografico che dice che c'è il paese successivo, per cui evidentemente non è un problema legato al fatto di dove abitino questi ragazzi, piuttosto è legato al fatto della provenienza di questi ragazzi, perché è evidente che oramai è consolidato un grossissimo problema legato ai ragazzi di seconda generazione che nati qui in Italia effettivamente, ma da genitori evidentemente di altra nazionalità, e purtroppo il problema sta nelle famiglie di questi ragazzi, perché evidentemente da una parte sì, dobbiamo lavorare con i servizi sociali per quel che riguarda il recupero di questi ragazzi, dall'altra parte dobbiamo cercare di fare un'opera importante nel far capire il cambio in mentalità che queste persone, questi immigrati, diciamo i genitori di questi ragazzi devono fare per poter fare in modo che queste cose non abbiano a riaccadere. Sia in termini di sorveglianza dei loro figli, sia in termini naturalmente di dare il giusto peso a quello che succede, perché qui abbiamo famiglie che tendono a minimizzare. Sì, assolutamente, questo è il problema, perché a detta anche della mamma del ragazzo sembrerebbe che un genitore di questi ragazzi abbia semplicemente minimizzato la cosa, oltretutto un ragazzo che frequenta la seconda media, per cui un ragazzo giovanissimo, e mettendo tutto, declassando il tutto a un semplice gioco, una banalità, ma assolutamente non è così, perché credo che da noi non ci sia questa mentalità di girare con il coltello in tasca, cosa che invece da altre parti del mondo è diciamo la prassi, la normalità, e questo assolutamente non deve accadere. Credo che le istituzioni tutte ci debbano dare una mano in questo senso, perché evidentemente le realtà piccole come la nostra, ancorché strutturate, perché devo dire che grazie ai nostri servizi sociali riusciamo a andare subito al nocciolo della questione, a contattare queste famiglie, a parlarne assieme, anche grazie all'ausilio anche delle forze dell'ordine, però non basta questo lavoro, ci deve essere un lavoro anche a livello sovracomunale per poter riuscire a dare una risposta e portare un po' di tranquillità in zone che la stanno perdendo, perché c'è una totale insicurezza da parte dei nostri castelcucchesi, e non vorrei che diventasse anche poi uno scontro anche proprio tra razze, mi viene da dire, perché di fatto i castelcucchesi, vedendo questi ragazzi che girano per il paese in maniera così, con una certa quale insofferenza e una certa qual dose anche di bullismo nei confronti non soltanto di loro parietà, ma anche di persone più anziane di loro, e mancando del loro di rispetto, evidentemente crea delle tensioni anche da parte del castelcucchese piuttosto di qualsiasi altro abitante della Pedemontana. Senta, qui c'è la mamma che ha fatto denuncia ai carabinieri, ha sporto denuncia, perché naturalmente ci sono le minacce a questo ragazzino, c'è la violazione di domicilio, potrebbe anche finire con un nulla di fatto, visto che parliamo di ragazzi giovanissimi, sta di fatto che però appunto da voi è l'ennesimo episodio che accade. Ma certo, ma io infatti ho parlato con la mamma e l'ho proprio sollecitata anche da segnalare la cosa, non può lasciare finire tutto in dimenticatoio, perché ovviamente questa è la cosa più grave che si possa fare per parte loro, perché assolutamente dobbiamo far capire che c'è qualcosa che non funziona in questa società, e dipende sì da noi e noi istituzioni, ma effettivamente uno sforzo importante deve essere fatto anche a livello sovracomunale, ripeto, effettivamente, perché questo che è diventata oramai la quotidianità da noi non esisteva fino a qualche anno fa, non sto parlando di 50 anni fa, sto parlando di 10 anni fa, per cui una realtà piccola, tranquilla come quella di Castelcucco che venga messa sopra, francamente mi preoccupa non poco.
Grazie al sindaco Paolo Mares per questa testimonianza. Nicola, allora noi da Castelcucco ti restituiamo la linea con Nicoletta Rizzetto dopo aver raccontato appunto questo ennesimo episodio che ha visto la presenza, come sottolineavi bene tu all'inizio, di un coltello, il che lo rende naturalmente al di là di qualsiasi banale episodio di bullismo che così potremo bollare. A te la linea. Grazie Lina Peronetto. Nicoletta Rizzetto è il sindaco di Castelcucco. Noi andiamo velocemente in pubblicità. Ripartiremo dal caso Finco, l'abbiamo raccontato in questi giorni, il sindaco di Bassano che si è visto recapitare un avviso di garanzia, indagato per crollo colposo per il distacco che era avvenuto a gennaio dell'intonaco della scuola Pascoli. In un'aula ci fu il ferimento lieve di un alunno, polemica ovviamente per questo avviso di garanzia. Si è già espresso Anci Veneto con Mario Conte la solidarietà, ma è una solidarietà bipartisan che arriva da tutto il mondo dell'amministrazione in Veneto. Ripartiremo da qui subito dopo la pubblicità. L'avviso di garanzia a Nicola Finco per il crollo della Pascoli ha causato una levata di scudi da parte di politici e amministratori in Veneto. E anche qualcuno che ha occupato la stessa, a volte scomoda poltrona in via Matteotti ritiene che la faccenda sia emblematica. Ovvio dire che il sindaco non può lui personalmente girare a controllare ogni stabile comunale, ogni strada, ogni posto per verificare che sia sicuro oppure no. Però il sindaco è tenuto a dare indicazioni agli uffici preposti che vengono fatti controlli periodici che devono essere fatti, le eventuali manutenzioni. Per l'ex sindaco il perno della vicenda è legato alle carte acquisite dalla magistratura durante la visita dei carabinieri negli uffici del settore lavori pubblici, avvenuta fra aprile e maggio. Io credo che una prima cosa che verificherà la magistratura sarà capire se dalla scuola, dalla direttrice didattica o da dirigente, da qualcun altro, fossero arrivate segnalazioni che indicavano un rischio, un dubbio di rischio, e se sì, se queste segnalazioni poi sono state trasmesse per tempo agli uffici tecnici, sono stati fatti i controlli, eccetera, eccetera. Per Poletto è chiaro che qualcosa non ha funzionato, dato il tipo di danno e soprattutto visto quel che è successo poi con la chiusura della scuola e l'inserimento del plesso nel piano delle alienazioni. In questo caso è chiaro che qualcosa non ha funzionato, perché non si sono staccati dei pezzi di colore o dei piccoli pezzi di intonaco che possono venire via con un po' di umidità, insomma con qualche anche problema molto banale. Qui c'era un problema proprio strutturale, qui sono venuti giù pezzi molto importanti, quindi in questo caso è evidente che qualcosa non ha funzionato e bisogna capire quando, dove e per responsabilità di chi questo non ha funzionato. L'iscrizione di un primo cittadino nel registro degli indagati per il crollo dell'intonaco apre anche un nuovo e complesso argomento per i sindaci del Veneto. La responsabilità dei sindaci è molto elevata e bisogna stare attenti a non creare un effetto uguale al contrario, cioè che a ogni minima piccola avvisaglia si rischia di chiudere uno stabile, bloccare questo, bloccare quello. Proprio l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, sta lavorando a questo tema perché per i sindaci non diventi impossibile amministrare. Bisogna stare attenti a non fare il tiro al piccione degli amministratori locali, perché il rischio è che poi la reazione sia di trincerarsi dietro alla sicurezza come pretesto per non fare le cose, per chiudere edifici uno dietro l'altro, per vietare permessi, per bloccare manifestazioni. La notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati del sindaco di Bassano, Nicola Finco, per il coinvolgimento di un bambino nel distacco di parte dell'intonaco alla scuola Pascoli è caduta su Bassano come un fulmine a ciel sereno. Poche ore dopo l'annuncio del primo cittadino anche la politica si muove. La maggioranza bassanese ribadisce infatti la totale fiducia nel sindaco con una nota firmata dai referenti di tutti i partiti che supportano Finco in Consiglio. In questi mesi l'amministrazione ha dimostrato serietà e impegno affrontando con decisione questioni cruciali per Bassano, a partire dal miglioramento delle strutture scolastiche fino all'istituzione del tavolo permanente sulla riorganizzazione delle scuole. Si legge nella nota condivisa nella quale i capigruppo si dicono certi che il sindaco saprà chiarire la propria posizione con la massima trasparenza. L'avviso di garanzia non rallenta ma rafforza la determinazione di tutta la maggioranza a portare avanti il programma condiviso con i cittadini.
mantenendo fede agli impegni presi a inizio mandato, conclude la maggioranza. Solidarietà arriva anche dall'altra parte della barricata, dove il consigliere di minoranza Roberto Campagnolo, avversario di Finco alle comunali del 2024, esprime solidarietà al sindaco. Che responsabilità può avere per un fatto come quello contestato, chiede Campagnolo, che difende anche la macchina amministrativa bassanese. Il consigliere, già assessore ai lavori pubblici con il sindaco Poletto, ritiene improbabile che Finco abbia disatteso una segnalazione relativa a un pericolo imminente. E solidarietà arriva anche al vice sindaco di Montebelluna, nonché presidente provinciale a Treviso di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia, oggetto di attacchi sui social per il suo peso, un vero e proprio fenomeno di body shaming, con lo stesso Borgia che in un post raccoglie gli attacchi e invita chi subisce ad affrontare i cosiddetti haters. In Veneto c'è una bellissima parola che li distingue, che è appunto porigrami. Questi sono: sei grasso, fai schifo, ma il palco regge? Sono solo alcuni degli attacchi ricevuti dal presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia. Ne ha raccolti alcuni, evidenziandoli in un post che ha un obiettivo preciso: dare voce alle tante persone che purtroppo sono vittima di bullismo. Questo post nasce da una discussione che ho avuto con qualche genitore, con qualche amico di famiglia, che mi ha raccontato che in particolare una famiglia ha una ragazza, una figlia che si è rinchiusa in casa perché è stata presa in giro per il suo aspetto fisico, no? Cercare di dare coraggio e di spiegare che bisogna cercare di superare questi commenti negativi, che bisogna non dare retta agli haters, ai bulli. Attacchi che nulla hanno a che fare con la politica, nessun odio, nessun rancore da parte del leader meloniano della Marca, ma la consapevolezza che insulti di questo tipo vengono rivolti anche a chi non ha una posizione pubblica e di potere. Gli insulti sono sempre gratuiti e a me lo fanno perché ovviamente quando non hanno argomenti attaccano sul personale, però io devo dire la verità, ho una scorza molto importante, molte altre persone non ce la fanno ed è per questo che ho voluto scrivere questo post. Restiamo nella Marca trevigiana, però cambiamo argomento. Dal sindaco di Farra di Soligo che lancia l'alert ormai da giorni dopo i continui avvistamenti del lupo che ha anche colpito una famiglia. Se dovessero esserci delle situazioni di pericolo non bisogna tirarsi indietro, o c'è lo spostamento del lupo in questione o del branco se viene individuato, o anche l'abbattimento. Non posso pensare di avere dei lupi in centro paese e che seminino panico e preoccupazione davanti alla porta di casa delle abitazioni e alla popolazione. È una sorta di ultimatum quello che il sindaco di Farra di Soligo lancia alle istituzioni nelle ore in cui si susseguono gli avvistamenti del lupo, anche se meglio sarebbe dire dei lupi. A Col San Martino diverse sono le segnalazioni dopo la morte di Leone, cane maltese di 11 anni sbranato poco distante dalla porta di casa. Leone è uscito come tutte le notti perché è un cane anziano, ha bisogno di uscire la notte, mi chiama, lo porto fuori e dopo 10 minuti rientra. Ho visto che non rientrava, ho sentito qualche guaito e sono scesa e non ho trovato niente. E ho cominciato le ricerche e poi verso le 9 del mattino ho trovato purtroppo i resti. Arianna Piazza torna così sulla lunga notte vissuta in via Callonga, in particolare sull'incontro ravvicinato con il lupo che le ha portato via Leone. Ho passato tutti i filari alla ricerca del mio cane, e io e mia figlia l'abbiamo visto a una ventina di metri da noi, che stava scendendo verso il basso, era lì, sì. Tante sono le case senza recinzioni in questo angolo di Marca, sullo sfondo le pianezze, da cui potrebbero essere scesi lupi, magari lungo le sponde del vicino torrente Raboso. Lo stesso sindaco ha emanato un avviso pubblico con una serie di raccomandazioni, come quella di non tenere i rifiuti organici fuori di casa, non solo. Tenere i cani al guinzaglio se si va in passeggiata e di evitare appunto magari di avvicinarsi anche allo stesso lupo. Quanto all'appello di Perencin con relativa opzione tra spostamento e abbattimento, in paese, nonostante i timori, non ci sono dubbi. Siamo noi qua che abbiamo occupato lo spazio dell'animale, del lupo o quello che vuoi dire, insomma, qualsiasi altro animale. Siamo noi
gli ospiti. Spostati sì, se riescono a spostarli ok, battuti no. Ammazzati no, a spostati, recuperati su un posto, ma ammazzati no. Anche per loro l'ecosistema è cambiato e saranno venuti qua per qualche motivo, quindi non abbatterli. Torniamo a parlare di Ferragosto, ma non per interventi in montagna o quant'altro, però un intervento c'è stato dei Vigili del Fuoco e una tragedia, un dramma sfiorato, perché nella giornata in cui il barbecue regna incontrastato, ad Albignasico si è rischiato grosso, guardate. Poteva andare addirittura peggio se non fossero intervenuti i vigili del fuoco, una grigliata decisamente da dimenticare per un gruppo di amici che si sono dati appuntamento per festeggiare il Ferragosto in una casa di Albignasego. Secondo quanto stabilito dalla ricostruzione dei vigili del fuoco e dei carabinieri, a dare origine al vasto incendio sarebbe stato un tizzone del barbecue schizzato all'improvviso sulla siepe della villetta. In pochi secondi si è sviluppato un incendio che ha coinvolto anche un'auto parcheggiata sulla strada. Non riuscendo a fermare le fiamme è partita la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco, soccorso dai sanitari del SUEM, il proprietario dell'abitazione. La stima dei danni è in corso di quantificazione. A Bassano il Ferragosto è andato decisamente meglio. La nostra Vanessa Banzato questa mattina è andata al mercato per chiedere che voto danno i bassanesi al loro Ferragosto. Sentite cosa hanno risposto. Ferragosto 2025 abbiamo chiesto alle persone com'è andata, cosa hanno fatto, ma soprattutto che voto darebbero a questo 15 agosto. Un 9. Cosa avete fatto? Siamo andati a Asiago. Bello fresco, si stava da Dio. Fa troppo caldo questa settimana. Sì. Ferragosto, come l'avete passato e che voto darebbe? 9. Cosa avete fatto? Qua in giro, in zona, sì. Non mi ricordo il nome della località. Zona Valbrenta siamo stati. Al fresco? Al fresco, sì, vicino al fiume. Da ripetere? Sì, senz'altro. Già fatto e lo ripeteremo. Ferragosto com'è andata quest'anno? Quest'anno male, perché ho tutti i miei parenti via, quindi sono bella soleta. Comunque è andata ok, dai. Che voto darebbe? 10. Cosa avete fatto? Niente, a casa, in silenzio, in tranquillità. Speciale. Siamo tornati da Ibiza, quindi benissimo. Che voto diamo a questo Ferragosto? 9. Sì, abbondante. Cosa avete fatto però? Siamo andati in discoteca e dopo siamo tornate con il volo alla mattina presto. Sì. Una volta nella vita bisognava farlo. Cosa avete fatto di bello? Tranquilli, mangiato in famiglia, fuori in giardino, con l'arietta, si sta benissimo, finalmente. Che voto darebbe? 10. Sì. Bello. Ferragosto tranquillo, si sta bene anche a casa. Che Ferragosto è stato? Bello, caldo. Sono andata in Asiago. Bello. Al fresco? Al fresco. Che voto darebbe a questo Ferragosto 2025? Un 10. Però? Sì. A casa bellissimo. Che voto darebbe a questo Ferragosto? Fresco, Che voto darebbe al Ferragosto appena passato? 10. No. Sì. 10. Sì. Grazie. La salute è sempre 10, ok? Non è sicuramente da 10 invece, se vogliamo dire come voto, il primo bilancio estivo per il commercio, almeno nel Padovano. Ferragosto è un momento in cui si tira un primo bilancio dopo poco più di un mese di saldi. Allora sentiamo il presidente di Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin. Che Ferragosto sarà per il commercio e per i pubblici esercizi padovani? Purtroppo il Ferragosto sarà un Ferragosto di grande incertezza, visto tutto quello che sta succedendo a livello internazionale, ma sarà anche un Ferragosto di problemi, perché abbiamo tutti i lavori del tram che chiaramente ostacolano un po' l'affluenza in città, quindi io spero che non venga persa la tradizione del nostro Ferragosto, che è sempre stato un appuntamento importante per i cittadini di Padova e della provincia, quindi io spero che anche dal punto di vista commerciale abbia il
sempre la sua valenza. Puntiamo tantissimo sul turismo e vediamo che appunto questo sta rendendo la nostra città molto appetibile, nonostante appunto tutti i cantieri e i lavori che ci sono in città. Ferragosto a Padova significa anche fuochi d'artificio in Prato della Valle, quasi 30.000 persone che hanno assistito allo spettacolo pirotecnico nella piazza storica di Padova. La notte di bianco, giallo, rosso, lo spettacolo pirotecnico dedicato alla vita che, come da tradizione, ha concluso la festa di Ferragosto in Prato della Valle. Occhi tutti puntati verso l'isola Memmi al termine di una serata partita poco dopo le 21. Se le temperature sono state quelle del caldo record, neppure l'AFA ha scoraggiato le quasi 30.000 persone che si sono date appuntamento a Padova nella notte che segna il giro di boa dell'estate. Prima dei fuochi, il concerto sul palco allestito nel lobo di Santa Giustina, concluso dagli attesi Benji e Fede, che hanno attirato un pubblico molto giovane. Oltre 200 le persone impegnate nel dispositivo di sicurezza, operatori delle forze dell'ordine, operatori sanitari e steward. È stata un'altra edizione magica, luci, musica e una grandissima partecipazione di pubblico. Un grazie di cuore che ha reso possibile insieme a noi questo evento che ogni anno è il simbolo dell'estate padovana. Il commento di Antonio Bressa, assessore ai grandi eventi del Comune di Padova. E a proposito del Comune di Padova c'è un fiocco azzurro per l'amministrazione della città. È sorridente e radiosa come tutte le neomamme Margherita Colonnello, che dalle pagine social mostra il piccolo Aronne accanto al marito Cosimo Cacciavillani. Un Ferragosto decisamente storico per l'assessore al sociale, che ha dato alla luce questo bellissimo maschietto che porterà il nome del sommo sacerdote della tribù di Levi e fratello di Mosè per la tradizione ebraico-cristiana, Harun per i fedeli del Corano. Un fiocco azzurro che si aggiunge agli altri piccoli che hanno allietato in questo secondo mandato l'amministrazione Giordani, che ha dato il benvenuto alla figlia dell'assessora Margherita Cera e al figlio dell'assessore Antonio Bressa. Benvenuto a Ronne e tantissime congratulazioni a mamma Margherita e a papà Cosimo da tutta la nostra redazione. Allora, siamo in chiusura, solo per ricordarvi due notizie di cronaca. La prima l'abbiamo detta nel corso del telegiornale, riguarda Vicenza, dove un uomo è morto stamane dopo essere rimasto schiacciato da una piattaforma mobile che si è ribaltata mentre stava compiendo dei lavori di giardinaggio a Isola Vicentina. Si trovava nel giardino di sua proprietà. Secondo le prime informazioni, di decesso praticamente istantaneo. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco e anche i carabinieri. Poi invece a Bolzano un'esplosione in un garage ha ferito alle 10:30 un 22enne. È avvenuto a Noriglio, frazione di Rovereto, in località Toldi. Il 22enne ha riportato gravi ustioni ed è stato portato con l'elisoccorso a Verona, ricoverato nell'ospedale di Borgo Trento. Sulle cause dell'esplosione stanno indagando le forze dell'ordine giunte sul posto con i vigili del fuoco e il soccorso sanitario. Non si esclude che il giovane 22enne stesse maneggiando polvere da sparo quando poi si è innescata l'esplosione. Lo ricordiamo, avvenuto alle 10:30 a Noriglio, frazione di Rovereto. Siamo nella provincia autonoma di Bolzano. Il giovane gravissimo è in ospedale a Verona, nell'ospedale di Borgo Trento. Queste dunque le ultime due notizie, gli ultimi due aggiornamenti di cronaca, ovviamente per quanto riguarda il dramma, la tragedia avvenuta a Isola Vicentina con l'uomo morto schiacciato dalla piattaforma mobile mentre stava compiendo lavori di giardinaggio nel suo giardino a Isola Vicentina. Vi daremo tutti gli aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.